Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre, staremo insieme fino alle 13:30 e in primo piano la cronaca e parleremo ovviamente del gravissimo fatto di sangue avvenuto ieri a confine tra Treviso e Zerobranco, dove è stato trovato il corpo di Vincenza Saracino trovata in una fabbrica disabitata. Noi fra pochissimo ci collegheremo con il nostro Christian Arboite, che è andato in procura dal capo della procura di Treviso per fare il punto della situazione, ma parleremo anche di caporalato perché proprio in questo momento c'è una conferenza stampa, una denuncia shock della CGIL che dice sono lavoratori nei campi trattati come schiavi. Sentiremo fra poco proprio questa denuncia, sentiremo i particolari di questa conferenza stampa, ma andiamo immediatamente, perché lo vedo fuori dal tribunale, il nostro Christian Arboit con Nicoletta Rizzetto. Christian, buongiorno, come va e soprattutto insomma, quali sono le novità di questo davvero efferato delitto? Buongiorno Daniela, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. È appena finito l'incontro con il capo procuratore Marco Martani. Ci sono diversi aggiornamenti di cui dobbiamo darvi conto. Dicevi bene, un delitto davvero efferato, quello di Vincenza Saracino, cinquantenne trevigiana ma originaria della provincia di Molfetta, che ieri sera verso le 18 è stata ritrovata morta, probabilmente sgozzata all'esterno di un casolare in via Maleviste. Siamo tra i territori, come dicevi te, comunali di Zerobranco, Treviso ma anche Preganziol. Della donna si erano perse letteralmente le tracce dal giorno prima, da lunedì verso le 17:30, quando è stata vista per l'ultima volta all'Iperlando di Preganziol. Stava facendo la spesa. Tra l'altro forse saremo in grado già nel corso di questa diretta di farvi sentire un'altra testimonianza, quella di una barista che l'ha vista verso le 18:15 nella zona di 7 comuni a Preganziol. Fatto sta che il corpo è stato ritrovato ieri sera dopo le 18 e sono stati attimi concitati. Come è stato trovato questo corpo? Il corpo di Vincenza è stato trovato dai carabinieri, dagli uomini che la stavano cercando, dopo che un carabiniere in particolare aveva visto spuntare da un cespuglio il cavalletto della bicicletta della donna. Poche decine di metri c'era questo casolare abbandonato, un'ex officina in grave stato di degrado, un'officina abbandonata, e lì riversa su una parete è stata trovata la signora Vincenza, 50 anni, due i fendenti, uno in particolare quello letale sotto l'orecchio, praticamente sul collo, un altro fendente ha colpito la mandibola. Allo stato attuale non possiamo dire se si sia trattato di un coltello o di un cacciavite. Sarà l'autopsia a stabilirlo, ovviamente. Sarà effettuata l'autopsia sul corpo della donna, verrà conferito l'incarico probabilmente già nelle prossime ore. Del caso se ne sta occupando il PM Valmassoi. Quello che è certo è che la donna è stata ritrovata vestita con i vestiti della scomparsa, accanto a lei anche la borsetta, quindi questo è un particolare non da poco che sembrerebbe escludere la rapina, la tentata rapina andata male. E di certo la vita di Vincenza in queste ore è scandagliata, è passata ai raggi X, sono state sentite nelle scorse ore diverse persone, soprattutto i contatti più stretti, il marito in primis con cui viveva a Canizzano, sembra anche la figlia da poco maggiorenne. Insomma un quadro che si sta costruendo
successo minuto dopo minuto in continua evoluzione, ma se sei d'accordo, Daniela, ti farei sentire le parole del procuratore Marco Martani, come sempre molto preciso. C'è un fascicolo aperto, un fascicolo ovviamente per omicidio, un fascicolo al momento contro ignoti. Sentite Marco Martani. Procuratore Martani, sono ore importanti di indagini serrate, questo nuovo omicidio che sconvolge la Marca. Purtroppo è avvenuto un altro omicidio, ma d'altra parte siamo un territorio con 900.000 residenti e quindi ci sta statisticamente parlando che ci siano anche degli omicidi, purtroppo. Senta, come state procedendo in relazione a questo caso? Nei prossimi giorni ci sarà l'autopsia che sarà affidata all'Istituto di Medicina Legale di Padova, ci darà notizie più dettagliate sulle cause della morte e sull'orario della morte, e per il resto si seguono le prassi investigative tipiche dei reati di omicidio che voi ben conoscete. Al momento stiamo procedendo contro ignoti. E non ci sono sospetti particolari in questa fase? Se stiamo procedendo contro ignoti è perché non abbiamo indizi significativi nei confronti di nessuno. Senta, adesso state ricostruendo gli ultimi minuti di vita della cinquantenne, vi state anche aiutando con le telecamere, con delle testimonianze, con che cosa? E con tutti quelli che sono gli strumenti tipici di indagine per i casi di omicidio, che non è il caso di stare a ripetere, anche perché dare dettagli significherebbe dare ulteriore vantaggio all'assassino, che già ha un vantaggio di 24 ore rispetto al momento in cui ha commesso il fatto e a quello in cui è stato scoperto il cadavere, e quindi insomma di più non posso dire al momento. Ecco, in questo momento però non sembra una rapina, anche perché è stata ritrovata la borsetta della donna. No, quello no, non sembra una rapina, ma insomma è presto per fare delle ipotesi precise sul movente quando non si ha neanche un'idea precisa di chi possa essere stato. Quindi. 2 i fendenti, uno in particolare, quello letale. Ci sono due fendenti, uno al collo e uno alla mandibola, e presumo che quello letale sia al collo, ma questo l'autopsia sarà più precisa. Anche, bisogna capire se la donna sia stata trascinata o meno, fondamentalmente. Su quello non sono in grado di dare dei dettagli, non sono in grado di dare dettagli. Interverranno probabilmente nel prossimo anche gli agenti della scientifica. Certamente, siamo qui, anche gli accertamenti di polizia scientifica in questi casi sono importantissimi. Voi avete già sentito il marito, la figlia, i contatti più stretti? Sì, ma sicuramente il marito, che è quello che ha avvisato della scomparsa. Ecco. Gli altri, come prassi, vengono tutti sentiti. Diciamo che passerete ai raggi X, evidentemente. Sì. Certamente ci sarà, ovviamente, come è tipico di questi casi, si partirà dalla vita della vittima e dalla rete di relazioni sociali. Ecco, questo. Inevitabilmente. È una prassi in questi casi. La vita quindi di Vincenza Saracino sarà passata ai raggi X inevitabilmente. Gli ultimi minuti di vita, gli ultimi istanti di vita, le ultime ore. Vincenza stava rientrando nella sua abitazione a bordo della Insella, la propria bicicletta elettrica, stava rientrando dal negozio gestito dal marito, il Sexy Shop de Sade, proprio alle porte di Preganziol sul Terraglio. Quindi la traiettoria al momento è stata Terraglio, quindi è partita alle 17:30 più o meno di lunedì dal Sexy Shop dove lavorava, è andata all'Iperlando che si trova a poche centinaia di metri in linea d'aria, e poi da lì in direzione 7 Comuni dove si sarebbe fermata a prendere le sigarette. Poi questo vuoto, questo buco nero che adesso deve essere colmato, si deve ricostruire nel dettaglio. Daniela, per il momento è tutto. Con Nicoletta Rizzetto adesso ripercorreremo a ritroso questa vicenda, ritorneremo nel casolare abbandonato, ritorneremo anche nel bar dove Vincenza è stata vista per l'ultima volta, ma chiaramente ti richiederò la linea nel corso di questa prima edizione. Per il momento dal Tribunale di Treviso è tutto, a te la linea.
Grazie davvero a Cristian Arboit, grazie anche a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Ovviamente torneremo a collegarci ancora con il nostro Cristian per cercare di far luce su questo ennesimo delitto avvenuto nella Marca, ma soprattutto per questo ennesimo femminicidio. Ovviamente una tragedia che ha colpito tutta la comunità, ha colpito la Marca, ha colpito le zone di Treviso, le zone di Preganziole, Zero Branco, dove è stata a confine, dove è stata trovata la donna. Noi abbiamo sentito anche ieri sera, i cittadini erano davvero sotto shock, dicevano questa è una zona insomma abbastanza tranquilla, qui vengono a correre, è una strada dove si va in bicicletta, residenti che dicevano in quella fabbrica dismessa c'era un po' un via vai di persone perché è una zona disabitata, però mai avuto problemi. Purtroppo ieri lo avete sentito, il ritrovamento del corpo della donna, della cinquantenne che era scomparsa da un giorno, le indagini affidate ai carabinieri. E abbiamo sentito anche il capo della Procura di Treviso anche su un'altra tragedia, quella di Vidor, quella del giovanissimo, del 25enne Alex Marangon, scomparso domenica dopo una festa. Lui era uscito intorno alle 3 del mattino, una festa New Age, era uscito e poi di lui si erano perse le tracce, nonostante i tempestivi soccorsi, le ricerche da parte dei vigili del fuoco, dei soccorritori, non era stato ancora trovato fino purtroppo a martedì, quando il corpo è stato trovato in un isolotto a Ciano del Montello, in un isolotto sul Piave. Ora ovviamente gli accertamenti per capire, per ricostruire quello che è accaduto. Sentiamo il capo della Procura di Treviso, Martani. Siete in attesa di conoscere gli esiti dell'autopsia? L'autopsia qui, so già la data, sarà domani e poi vedremo l'autopsia. Sapendo le cause della morte si potrà verificare se questa morte è dovuta a qualche reato o se invece è una fatalità. Ecco, diciamo che il fascicolo in questo caso proprio si chiama qual è la fattispecie di reato? Morte conseguente da altro reato. Esattamente, morte come conseguenza di altro reato, ma questo è un'ipotesi che viene fatta per poter fare un'autopsia, per poter aprire un fascicolo, anche in assenza di evidenze specifiche. Poi all'esito dell'autopsia si dirà se effettivamente la morte è stata la conseguenza di un altro reato, in particolare di assunzione di sostanze illecite. Questo lo diranno gli esami tossicologici. Esatto, esattamente, lo diranno gli esami tossicologici che verranno fatti sui liquidi prelevati e su parti di organo prelevati nel corso dell'autopsia. Ecco, siete riusciti a ricostruire l'intera rete di persone che erano accanto ad Alex sabato notte? Questo è prematuro per dirlo, vedremo, ma anche perché poi se non dovesse risultare niente dall'autopsia non ha neanche tanto senso. Quindi diciamo prima l'autopsia. Insomma, poi le indagini, ci sono anche l'assunzione di informazioni, perché chiaramente non va aspettato comunque troppo, ma da un punto di vista logico viene prima l'esito dell'autopsia. Anche perché diciamo da un primo esame autoptico, dalla prima ispezione cadaverica si sono esclusi segni evidenti di violenza da parte di terzi. Quello sì, insomma, non sembra, non ci sono segni di violenza evidenti da parte di terzi, ci sono dei segni di lesioni sul cadavere, ma il cadavere è stato trascinato nelle acque del Piave per vari chilometri, quindi questi sono compatibili con il trascinamento del corpo nel Piave. Ecco, poi l'autopsia ci dirà se qualcuna di queste lesioni è stata prodotta quando la vittima era ancora viva. Ecco, anche quel morso, diciamo, c'è un morso. Questo ce lo dirà, se era stato inferto in vita o in morte, ce lo dice l'autopsia. E se magari facesse parte anche quello di un rituale? No, questo non è nessun elemento per dire che facesse parte dei rituali il morso, no, assolutamente. Autopsia che verrà effettuata domani dall'anatomopatologo Furlanetto e si spera che si possa chiarire davvero la morte di questo giovane che rimane per il momento avvolta nel mistero. Ed ora invece parliamo di un altro grave fatto, quello avvenuto a Vigonza, dove
è stata uccisa Giada Zanola, la 33enne bresciana, a fine maggio dal compagno Andrea Favero, che è in carcere. Trovate benzodiazepine in casa, la donna dunque sarebbe stata drogata e poi gettata ancora viva dal cavalcavia. Si profila l'ipotesi della premeditazione. Giada Zanola sarebbe stata drogata con benzodiazepine comprate in farmacia con una ricetta regolare dal compagno Andrea Favero, che poi l'ha gettata dal cavalcavia stordita ma ancora viva. Boccette contenenti questo tipo di psicofarmaci sono state ritrovate dai poliziotti della squadra mobile di Padova in casa della coppia in via Prati a Vigonza e nell'auto C-Max che la notte del 28 maggio in cui è stata uccisa Giada era stata ripresa mentre percorreva la strada verso il cavalcavia sopra l'autostrada da dove la giovane mamma è stata lanciata. Tracce di benzodiazepine sarebbero state trovate anche nel sangue di Giada durante le analisi tossicologiche. La ricetta per l'acquisto del potente ansiolitico era intestata proprio da Andrea Favero, che si trova in carcere con l'accusa di omicidio. Per questo potrebbero essere effettuati esami anche del suo sangue per vedere se anche lui ha assunto questo farmaco. L'acquisto di questi psicofarmaci potrebbero aggravare la sua posizione, perché potrebbe scattare anche l'accusa della premeditazione del delitto. Giada Zanola è stata stordita e poi gettata dal cavalcavia lo scorso 28 maggio. Nessun medico le aveva prescritto benzodiazepine. Pochi giorni prima di essere uccisa aveva inoltre confidato ad un'amica di sentirsi stanca e debole e di temere di essere avvelenata dal compagno e padre di suo figlio che voleva lasciare. E avete prima sentito le parole del procuratore sulla vicenda di Alex Marangon. Noi ieri abbiamo un po' ripercorso quella giornata di domenica quando il giovane era scomparso. Prima era andato a questa festa il sabato sera e già il sabato pomeriggio, perché sabato pomeriggio aveva già fatto il bagno nel Piave, poi aveva partecipato a questa festa particolare, a questo incontro particolare, fino poi alla sua scomparsa domenica alle 3, quindi ripercorriamo quella giornata. Alex aveva saputo della festa tramite un tam tam, non conosceva direttamente gli organizzatori, un evento al quale hanno partecipato una ventina di persone dedito alla meditazione e all'ascolto di musica New Age con una frequenza di 432 Hz. Cosa sia accaduto alle 3 del mattino per far uscire il 25enne velocemente dall'abbazia di Vidor e borbottando qualcosa saranno le indagini ad accertarlo. La procura con il pubblico ministero Giovanni Valmassoia ha aperto un fascicolo come atto dovuto per morte come conseguenza di altro reato. Non ci sono al momento persone indagate. Sarà l'autopsia che sarà effettuata dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto a chiarire le cause della morte del giovane. Venerdì mattina in tribunale a Treviso verrà conferito l'incarico e lo stesso giorno sarà eseguito l'esame autoptico e tutti gli accertamenti tossicologici per accertare le condizioni psicofisiche del ragazzo. All'evento, che abbraccia la medicina e la cultura delle tradizioni sciamaniche, i partecipanti potrebbero aver assunto la ayahuasca, una pianta considerata curativa ma che se presa in quantità maggiori potrebbe dare effetti allucinogeni. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, nulla viene scartato né tralasciato. Se Alex fosse stato, ma il condizionale d'obbligo sotto l'effetto di questa pianta, potrebbe essere uscito andando incontro alla tragedia. La zona è impervia ed il Piave da sempre pericoloso, ancor più con l'oscurità. Piave è un posto che quando ti sei accorto sei dentro nell'acqua e ti trovi con l'acqua veramente fonda, però qua per perdersi una persona sta un attimo, perché perdi la tramontana nel Piave. Nelle ultime ore si è svolto nell'obitorio dell'ospedale di Montebelluna un ulteriore esame esterno della salma. Il giovane non ha segni evidenti di aggressione, non ha nessuna ferita da difesa nelle mani. Ha una lesione all'addome ed un morso, forse causato da un animale. Inoltre aveva l'occhio ed una parte del volto tumefatto, ferite che potrebbero essere compatibili con l'urto del corpo trascinato dalla fortissima corrente del Piave per almeno 4 chilometri fino a dove è stato trovato, con pietre
pietre e rami presenti nel fiume. Intanto gli investigatori, dopo aver sentito i partecipanti all'evento, stanno continuando gli accertamenti sul cellulare di Alex per verificare se avesse o meno chiamato qualcuno prima della tragedia. Quando alle 3 era uscito, gli altri ragazzi, non vedendolo rientrare, lo avevano cercato fino alla mattina. Poi l'allarme e le ricerche. La speranza di ritrovarlo vivo si è infranta sul Piave, in un isolotto a Ciano del Montello. Ed ancora a cronaca, ci spostiamo a Venezia. Un 42enne straniero è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Martellago. La misura precautelare è stata adottata dopo che i militari, allertati dalla centrale operativa della compagnia di Mestre, sono intervenuti presso l'appartamento della famiglia dell'uomo, sorprendendolo sul balcone mentre spintonava con veemenza la moglie. Gli investigatori sono riusciti a bloccare l'aggressore che stava agendo contro la compagna, incurante della presenza dei figli minori. È stato poi accertato che non erano occasionali le violenze subite dalla donna, che non aveva mai sporto denuncia. L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale di Venezia. Ed ora andiamo invece a Padova, perché ci sono buone notizie per Chiara Tombolato, la moglie di Davide Baggio, morto in un incidente stradale in Egitto, perché la donna potrà essere operata in Italia. Potrebbe essere anticipato il rientro in Italia di Chiara Tombolato, la 55enne di Cittadella, rimasta coinvolta in un grave incidente stradale in Egitto, dove ha perso la vita il marito Davide Baggio, 56enne. La donna è ricoverata all'ospedale di El Gouna, in Egitto. Le sue condizioni consentirebbero il trasferimento con un volo aereo sanitario, che potrebbe dunque riportarla a casa nei prossimi giorni per sostenere un nuovo intervento chirurgico. Nella tragedia che ha sconvolto la famiglia Baggio e l'intera comunità cittadellese, finalmente una buona notizia. Chiara Tombolato potrà rivedere i suoi figli e i familiari, che nel frattempo dovrebbero raggiungere l'Egitto per effettuare tutte le pratiche burocratiche per il rientro in Italia della salma di Davide Baggio. Il dramma è avvenuto sabato scorso. La coppia, partita da Hurghada, era a bordo di un'auto e stava andando a fare una gita a Luxor. Il pullman era pieno e quindi si sono rivolti ad un autista per il noleggio di un mezzo, che poi è rimasto coinvolto in un tremendo incidente stradale. Ed ora parliamo della scomparsa di un turista tedesco di 73 anni che da sabato scorso manca da un B&B di Follina, dove era arrivato da qualche settimana a tappa di un lungo giro. Ieri, l'altro giorno, intorno alle 21, su richiesta dei carabinieri, è stato attivato il soccorso alpino di Cortina. Il telefono del 73enne suona libero ma non risponde e la tracciatura lo ha individuato dapprima nella zona di Col Druchet, dove si sono subito concentrate le ricerche. Poi nella zona anche di Pecol. Dell'uomo però ancora nessuna traccia. A Cortina stanno operando, oltre ai volontari del soccorso alpino e ai militari della Guardia di Finanza, anche i vigili del fuoco, che hanno effettuato sorvoli con i droni dotati di apparecchiature in grado di rilevare i cellulari. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato ben 140 kg di tabacco di contrabbando da masticare e messo in vendita tra il capoluogo lagunare, Padova e Udine. 2 persone di origine pakistana sono state denunciate all'autorità giudiziaria. In particolare, eseguendo una serie di controlli su Mestre e nel Padovano, sono stati individuati ben 3 esercizi commerciali specializzati nella vendita di generi alimentari, tutti gestiti dalla stessa persona denunciata, trovata con parte del tabacco illecito. Dopo un primo sequestro, i finanzieri sono risaliti ad un'altra bottega a Udine, trovando ulteriore tabacco di contrabbando e denunciando la seconda persona. Il tabacco da masticare era in vendita ad uso di cittadini bengalesi e pakistani. Ed ora invece ci spostiamo nel Bassanese, perché Movida Fracassona dia al celibato degrado in centro. Nicola Finco annuncia tolleranza zero. Non tollererò più situazioni come quelle che abbiamo visto nell'ultimo fine settimana, perché Bassano sicuramente è una città dinamica, una città che attira molti giovani, però Bassano ha bisogno di rispetto e soprattutto c'è bisogno anche di rispetto per i valori che questa città rappresenta. Parole chiare e precise, quelle del nuovo sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, sul futuro della Movida Fracassona nel Salotto Buono Cittadino.
Stop alle esagerazioni, quindi stop agli eccessi, agli addi al celibato come quello che nel fine settimana ha portato un giovane vestito come Gesù Cristo a spargere ostie non consacrate fra Angarano, il Ponte e le piazze. Una vicenda che ha indignato e irritato bassanesi e operatori economici del centro e che diventa l'esempio di quello che Finco intende cancellare da Bassano. Atteggiamenti come quelli che abbiamo visto non vorrò più vederli. Appena nominerò l'assessore alla sicurezza gli darò un mandato ben preciso, che sarà quello di tenere una città ovviamente viva, vivace, ma con delle regole ferree, perché ripeto è una città che merita rispetto e quindi non tollererò mai più atteggiamenti di schiamazzi, di addii celibati al limite della decenza e oltretutto poi avvierò anche una discussione con gli esercenti del centro storico per assicurare la giusta quiete anche alle persone che abitano in centro storico. Insomma, è giusto che Bassano rimanga quel punto di riferimento per chi vuole trascorrere del tempo libero in una vera cartolina, divertendosi e dando quindi slancio al volano economico del territorio. Ma ci sono delle regole da rispettare e anche i residenti e chi lavora in centro hanno i loro diritti. I commercianti sono un presidio importante per la nostra comunità e oggi Bassano è bella anche perché insomma, ci sono tanti commercianti che investono e rendono la nostra città attrattiva. Poi però ovviamente ci sono anche le esigenze delle persone che ci abitano, quindi sono sicuro che si troverà il giusto equilibrio e andremo a responsabilizzare tutti. Di lavoro ce n'è parecchio da fare fra risse, tra minorenni da sedare, strade e porte delle case trasformate in Vespasiani e addii al celibato troppo sopra le righe. Ma il tema è al primo posto della lista delle cose da fare della nuova amministrazione. E contro proprio gli schiamazzi e disturbi recati da alcuni clienti esiste un regolamento che i baristi del centro di Bassano si sono dati in accordo con il comune. Tenere viva la città accogliendo gli avventori e rispettando le regole di convivenza. È quello che fanno i gestori dei locali pubblici del centro di Bassano. Quando qualcuno esagera e va sopra le righe o i livelli di alcol e decibel, l'intervento è doveroso, anche se non sempre può essere tempestivo. Abbiamo un regolamento comunale fatto insieme all'amministrazione proprio per evitare queste cose qua. Dispiace che ogni tanto nel momento in cui arrivano e non si fa a tempo ad avvertire le forze dell'ordine o i vigili stessi riescono a fare magari per un'ora quello che vogliono fare della città e questo non lo condividiamo perché seguiamo tutti una stessa linea guida con tutti i locali, primo di non servire persone che ubriache o che stanno proprio sopra le righe o i famosi addio celibati che arrivano qua con baracconi, damigiane e pensano di fare quello che vogliono nella città, non funziona proprio così. Il centro di Bassano è affollato di locali e le regole che i baristi si sono dati in collaborazione con l'amministrazione comunale è di tutelare anche la vita e il riposo dei residenti. È quello che abbiamo sempre fatto qua in centro perché con tutti i locali che abbiamo siamo sempre stati molto uniti su queste cose qua per dare anche un lustro un po' alla città. Siamo quelli che fino a una certa ora logicamente hanno l'occhio sulle compagnie, sulle città. Il problema è sempre venuto fuori nel momento che ne so dalle 2 in poi quando c'è il deflusso che magari non c'è un occhio per tutti quanti. Però i clienti sui locali manteniamo tutti la stessa linea guida e finora di casi eclatanti non ci sono. Dispiace che a volte quando succedono queste cose risaltano molto, ma come dice un vecchio detto, a volte fa più rumore un albero che cade che 1000 che crescono. Ed ora un incidente avvenuto questa notte che ha coinvolto anche una minorenne che sarebbe molto grave. Un'auto con a bordo 3 giovani di Asolo e del Bellunese si è ribaltata all'oria schiantandosi contro una centralina dell'Enel. L'intervento dei vigili del fuoco è arrivato intorno all'1 di notte in via Balbi all'altezza del civico 49 e si è concluso solo alle 3 del mattino. La squadra dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, dopo aver messo in sicurezza l'auto, ha soccorso le 3 persone a bordo. Si tratta di 3 ragazzi di 16, 18 e 22 anni, tutti e 3 sono stati presi in cura dal personale sanitario del SU 918. Uno dei 2 feriti, la ragazza sedicenne, è lì trasportata a Treviso in codice 3, mentre gli altri 2 giovani sono stati ricoverati a Castelfranco e non sono in pericolo di vita. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, ma pare che la Peugeot 306 sulla quale viaggiavano, un modello piuttosto datato, si sia rovesciato ad alta velocità lungo la strada, danneggiando anche una centralina dell'Enel. L'auto ha danneggiato una proprietà privata all'altezza
servizio del civico 47. I tecnici di Energia stanno intervenendo per riparare quanto danneggiato. Il ragazzo di 22 anni di Asolo era alla guida, l'amico 18enne era seduto a fianco e sul sedile dietro era invece seduta la sedicenne, la ragazza. E la notte scorsa, tra mercoledì e giovedì 4 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Guizze, in Guizze Bassa, a Campo San Piero, nel Padovano, per un incidente stradale tra due auto, ferite le 2 persone alla guida. Ancora un incidente lungo le strade della provincia di Padova. La scorsa notte 2 donne sono rimaste ferite in uno schianto avvenuto a Campo San Piero in via Guizze Basse. Le 2 auto coinvolte si sono scontrate frontalmente. Una dei 2 mezzi, a causa dell'impatto, ha carambolato finendo orizzontalmente tra la strada e la pista ciclabile che la costeggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgorico, che hanno messo in sicurezza i mezzi e sgomberato le carreggiate. Immediato l'intervento del SUAM 118 del vicino ospedale, che hanno subito trasferito i 2 feriti in pronto soccorso. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torneremo nuovamente in studio con altri servizi, alta cronaca e soprattutto altri collegamenti dalle varie città. Rieccoci nuovamente in studio e torniamo a parlare della Marmola, da 2 anni dalla tragedia in cui persero la vita 11 alpinisti. Uno dei sopravvissuti al dramma, Riccardo Franchin, ricorda i suoi compagni di cordata che non ci sono più per mantenere vivo il loro ricordo. Dice: continuerò a portare avanti la passione per la montagna. Quello che ho vissuto io è stato semplicemente sentire un grande boato venire dall'alto, e io sono miracolato perché fortunatamente sono riuscito a spostarmi di quel tanto che bastava da essere colpito solo parzialmente. E ovviamente il primo pensiero è per chi non c'è più, e in particolare ai miei compagni di cordata di quel giorno, che erano Nicolò, Paolo e Filippo. E penso che il miglior modo per tener vivo il loro ricordo per me sia continuare a portare avanti la passione per la montagna. Le parole di Riccardo Franchin a 2 anni dalla tragedia, il distacco del Seracco che travolse e spezzò sotto una valanga di ghiaccio e pietrame la vita di 11 persone, 8 veneti, 3 dei quali suoi compagni di cordata, la guida alpina Paolo Dani, Filippo Bari, il cui selfie scattato davanti alla montagna divenne simbolo di una tragedia, e il più giovane di tutti gli alpinisti travolti, Nicolò Zavatta, come Riccardo di Barbarano Vicentino, che ha trasmesso alla comunità un'eredità di amore per l'ambiente onorata oggi dall'impegno dei suoi amici. I suoi amici hanno costituito un gruppo, si chiama Un Posto in Cui Tornare, che ha raccolto la criticità ambientale e ha veramente unito questo gruppo di giovani, trasmettendo dei messaggi importanti fra loro nella comunità e coinvolgendo anche con iniziative veramente extracomunali di alto livello. Hanno fatto sì che la tematica ambientale sia molto sempre al centro dell'attenzione, per cui sono stati bravi e Nicolò ha lasciato questo messaggio veramente importante. Evento che ha lasciato una cicatrice indelebile a livello nazionale e che oggi viene celebrato a Trento con un minuto di silenzio osservato in Consiglio provinciale e con una messa di commemorazione delle 11 vittime a Canazei. Ma oltre alla vicinanza alle famiglie, il ricordo dell'assessore regionale Bottaccini è andato all'impegno profuso dai soccorritori. Più di 300 erano le persone nelle prime ore che sono intervenute, e quindi la macchina di soccorsi è assolutamente collaudata, che ha funzionato e che è riuscita anche in imprese direi quasi miracolose, no? Ricordo per esempio quella persona fu recuperata, portata all'ospedale di Treviso e che aveva una temperatura corporea bassissima, tanto da far dire che insomma le speranze erano pochissime e che invece si è ripresa. Insomma, quindi ci sono anche qualche aspetto positivo in quella vicenda, e quindi io mi sento anche di ringraziare tutti i soccorritori che hanno esposto a un rischio rilevante la propria incolumità. Ed ora lasciamo la cronaca e parliamo di liste di attesa. Ieri il punto della situazione in tutte le ULSS del Veneto. Noi andiamo da Padova perché vedo già la nostra Valentina Visentin pronta. Valentina, buongiorno.
Sì, buongiorno. Ieri in tutte le USL del Veneto il punto sulle liste d'attesa, i dati incoraggianti, quelli presentati anche qui nel Padovano su un abbattimento importante delle liste d'attesa. C'è però chi non è propriamente d'accordo con quanto annunciato, perché ovviamente la realtà poi dei fatti è abbastanza diversa. Qui con me c'è Antonino Pipitone, ex consigliere regionale, medico, quindi è della materia e rappresentante del gruppo Padova Bene Comune. Pipitone, perché quello che è stato detto ieri non corrisponde proprio alla realtà? Ma io non voglio contestare i dati dell'ULSS della regione, che saranno veri, non voglio dire che dicono sciocchezze, che non è onesto questo. Voglio dire che una cosa sono le statistiche, una cosa è la realtà, che è ben diversa dall'immagine, dalla notizia che passa che le liste d'attesa sono abbattute. La notizia riguardava le liste d'attesa per le urgenze, per le priorità più importanti, ma noi non abbiamo mai abbandonato i pazienti urgenti, quindi non è quello il problema. Il problema sono chi non ha l'urgenza e quindi deve prenotare una visita con la sanità pubblica e non ha una necessità immediata. In quel caso i tempi si allungano o addirittura si costringe ad andare privatamente. Perché? Guarda, io dico ai telespettatori che ci stanno vedendo adesso, provate a prenotare una visita di qualsiasi genere, di qualsiasi specialità, e poi quella è la realtà. La realtà è che purtroppo le liste d'attesa sono lunghissime, non riguarda solo i controlli, ma anche dei soggetti che hanno bisogno in tempi brevi e medi, che non si riesce a dare risposta. Una volta c'erano i cosiddetti galleggiamenti in cui il paziente telefonava al CUP, il CUP prendeva in carico il paziente, poi lo richiamava e quando c'è la possibilità lo rimetteva nel circuito delle visite. Adesso i pazienti non vengono più presi in carico, gli si dice al paziente di richiamare se non c'è posto, quindi il paziente passa 1, 2, 3 settimane, 3 mesi, 4 mesi, e poi le strade sono due: una, andare nel privato, come succede ormai in gran parte di chi può pagarsi le cure, va direttamente dal privato, non sogna più di andare dal pubblico, cosa che ritengo molto grave. E l'altra questione è che alcuni escono fuori dal circuito delle cure sanitarie pubbliche, che è un problema enorme. Cosa si può fare per risolvere questo problema? Perché sentiamo anche spesso dire che c'è una carenza di medici. Ma io dico che bisogna investire tanto sul territorio, sui medici specialisti ambulatoriali, su chi visita e che vede i pazienti nei distretti, negli ambulatori di periferia, perché è là che tu intercetti i bisogni e dai le risposte ai pazienti. Purtroppo non sempre viene investito come si dovrebbe. Io penso che bisognerebbe investire tanto sul territorio, proprio sugli specialisti che lavorano, sugli specialisti, sugli ecografisti, su chi fa i Doppler, eccetera, sul territorio, perché oggi questo, nonostante le grandi parole, non avviene. Noi abbiamo avuto un caso, parlo me, uno dei tanti voglio dire, abbiamo avuto una collega che ha avuto la fortuna di avere un bambino giovane, collega, diabetologa, è andata in maternità e ancora in maternità, dopo un anno non ci hanno sostituito la collega, pur essendoci stata la possibilità di farla. E allora io ritengo che questa, per esempio, è una scelta sbagliata. Bisogna, quando dico investire sul territorio, dico anche coinvolgere gli specialisti che già ci sono. Io sono specialista ambulatoriale, nessuno mi ha mai detto: scusa, ma tu vuoi fare delle ore in più per recuperare le liste d'attesa? Le liste d'attesa ormai vanno a dicembre 2025, scusate, bloccate ormai, perché bisogna andare al 2026, non sono ancora aperte. Mi dico, se è normale, se un paziente che io lo devo rivedere fra un anno e mezzo, 2, poi me lo trovo scompensato fra 6 mesi, 8 mesi, e questo è un problema veramente enorme. Grazie allora ad Antonino Pipitone, da Padova è tutto, linea allo studio. Anche il suo ospite, noi torneremo a parlare dopo di liste di attesa, ma andiamo subito a Treviso per parlare con il nostro Christian Arboites dell'omicidio della cinquantenne. Christian dovrebbe essere in compagnia di una testimone, forse l'ultima, che ha visto la donna trovata morta ieri a confine tra Zero Branco e Treviso. Christian, a te la linea, buongiorno.
Sì, buongiorno di nuovo Daniela. Come ti dicevo, con Nicoletta Rizzetto stiamo ripercorrendo in qualche modo il tragitto di Vincenza, la donna che ieri sera è stata ritrovata morta in un'officina abbandonata con 2 fendenti, uno fatale, uno letale sotto il collo. La donna è stata vista prima a Liperlando, quindi siamo nella zona commerciale di Preganziol, poco distante dal suo negozio, il Sexy Shop sul terraglio proprio alle porte del paese. Poi Vincenza ha preso la bicicletta e con ogni probabilità si è recata qui. Anzi, senza con ogni probabilità si è recata qui, quindi siamo a martedì sera e saluto e ringrazio Marica De Piccoli e Vittorio De Piccoli, che sono i gestori del bar Trattoria La Perla, tra l'altro un luogo molto molto noto qui a 7 comuni, a Preganziole e non solo. Marica, quindi tu hai visto Vincenza quando? Sì, mio papà praticamente verso almeno un quarto alle 6. Nel rientro di Perlando, si vede che l'hanno vista lì, e ha visto Enza venire qui a prendere le sigarette. Quindi lei, signora De Piccoli, ha visto Vincenza? Sì. La signora? Sì, ho visto, è venuta qui, l'ho servita io lì, in quella posizione là. Quindi ha preso le sigarette, il caffè? No, sigarette solo ho preso. Le Marlboro Light. Quindi ha preso un pacchetto di Marlboro Light, come faceva spesso? Era solito, sì. Lei veniva qui spesso, Vincenzo? Sì, veniva o alla mattina o a rientro dal lavoro, veniva qua, o sigarette o un caffè, qua e là, 2 parole. Se avevo il tempo di stare con lei a parlare, facevamo 2 parole, simpatia, basta. Marica, l'hai vista anche tu martedì sera o solo Vittorio? Lei era già andata a casa. No, io ero... Quindi lei, signor Vittorio? Sì, c'era un minuto di riposo e io ero qui appunto perché c'era anche pieno di gente, e allora io l'ho servita io, insomma. Quindi allo stato attuale, signor Vittorio, lei potrebbe essere l'ultima persona che ha visto Vincenza o comunque una delle ultime, chiaramente? Una delle ultime, anzi l'ultima dentro qui, poi se per strada ha incontrato altra gente, non so, ma non penso, non lo so, ma come ultima qui sono io, sì. Lei che idea si è fatto di questa morte? Di questo delitto, perché è un delitto, di questo omicidio? Come le dicevo anche prima, noi al discorso di sapere che idea che mi sono fatto è che non è una cosa, è una cosa che non prima mi tocca a noi così discorrere, però non c'è che prima sapevamo che si ferma di più, fa briga, parla, no. È una cosa normalissima che eppure se raccontavamo anche qualcosa da ridere, per dirti, perché con lei era una di casa sostanzialmente. Sì. Quindi siamo martedì sera, Daniela, alle 17:45 più o meno, poco prima delle 18. Il signor Vittorio vede Vincenza acquista un pacchetto di Marlboro Light, ecco, e poi appunto vi saluta e prende la sua bicicletta. Era appena stata a fare la spesa, è entrata anche con la sportina, con la no. Non era spesa, non aveva fatto la spesa in giro così, magari in qualche negozio. Poi c'è un altro aspetto, perché poco dopo è arrivato il marito in cerca di Vincenza. Verso le 7, adesso non so dirti il preciso l'orario, è venuto quel marito e mi ha chiesto se l'ho vista. Io gli ho detto: guarda, io personalmente non l'ho vista perché ero a casa. Provo a chiedere a mio papà e fatalità lui l'aveva vista e mi ha detto: guarda, gli ho dato le sigarette e basta. Però gli ho detto: guarda, prova ad andare anche al bar vicino a Liperlando, che so che si ferma là di solito a fare 2 chiacchiere o magari a bere qualcosa, e dopo basta. Voi quando avete capito che stavano cercando Vincenza, c'era un'allerta persona scomparsa? Ieri sera, quando ho iniziato a vedere Antena 3 e era stata mandata in onda in cronaca che stavano cercando questa signora qua,
e dopo sfogli il link dei cose e la scoperta del corpo. Per lì, Marica, cosa hai pensato? Niente, sono rimasta male. No, avevo più parole. Tu che idea ti sei fatta? Perché mi parlavi prima di una signora molto solare, di una che stava alla Non saprei. Cioè, mi sembra troppo strana la cosa perché sia successa a una persona come lei. È quello. Vincenza di cosa parlava solitamente? Ma parlavamo un po' di tutto, magari vacanze, dove vuole andare, cosa vuole fare, magari al lavoro, com'era, se si lavorava o meno, un po' di tutto. Anche il marito veniva qua spesso? No, suo marito quasi mai, lo vedevi ogni tanto, veniva un saluto, non avevamo un rapporto come con lei. Con Vincenza sì. Sì. Avevate un bel rapporto. Sì, no, un bel rapporto con lei, poi era disponibilissima. Faceva piaceri, ma di che tipo? Sì, beh, io magari chiedevo, guarda, visto che vai al lavoro e passi davanti a quel posto là, mi puoi consegnare questo pacchetto qua che devo consegnarlo? Mi faceva quei piaceri che farebbe qualsiasi amico. Io la trattavo come un'amica, più che cliente. Nient'altro. Sì, ma era proprio un'amica, lei. Era un'amica che è disponibilissima, fa tutto e noi le facciamo magari, non dico, ma la trattavamo come un'amica che fosse... Dopo tanti anni, un'ultima domanda. A questo punto c'è un killer in giro? Secondo me sì, a questo punto. Perché se non è da sola di certo, quindi qualcuno voleva fargli del male. Però non si saprebbe dove... Voi non ve ne fate una ragione conoscendola, cioè dire qualcuno che potesse far del male a Vincenza per come era Vincenza è impossibile. Anche perché non era mai successo che avesse qualche problema con dei clienti nostri, guarda, noi non si fa mai, si lavora sempre tranquilli, benissimo, senza avere dei problemi con... Insomma, tutti volevano bene a Vincenza, questo abbiamo... Sì. Marica, Vittorio, grazie mille, vi lascio lavorare, la vostra testimonianza è molto preziosa, non solo ai fini dell'indagine ma anche per capire chi era Vincenza. Per il momento è tutto con Nicoletta. Grazie davvero. Cristian, si è bloccato purtroppo il collegamento, ma ci collegheremo ovviamente ancora. Andiamo subito però dal senatore Andrea Martella e gli chiediamo scusa perché ha dovuto attendere. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori che vi stanno seguendo. Sappiamo che ha pochissimo tempo, quindi le faccio subito le domande dirette. Purtroppo un altro femminicidio ieri sera qui nella Marca, qui a Treviso, ed è davvero l'ennesima tragedia questa. Sì, ho seguito il vostro servizio, è qualcosa che lascia sgomenti tutti, credo. Che non può che accomunare tutti in un sentimento di dolore per quello che è avvenuto, nella speranza che al più presto si possa fare luce su questo femminicidio e si possano assicurare alla giustizia il responsabile di quanto è avvenuto. E non c'è dubbio che tutto questo ci lascia ancora più sgomenti perché avviene nella nostra terra, perché avviene con una certa costanza e ci dice che dobbiamo lavorare molto di più sul territorio, nelle istituzioni, nella società per sconfiggere questa piaga e per far avanzare un'altra cultura, una cultura basata sul rispetto delle persone, sul valore della differenza e che soprattutto dai giovani diventi il fondamento per una società migliore.
Anche perché, senatore, troppo spesso parliamo di aggressioni ai danni delle donne, di donne maltrattate e purtroppo anche troppo spesso parliamo proprio di femminicidi. Eh sì, lo dicevo prima, non può diventare una costante, non è che ci si possa abituare. Bisogna fare molto di più a livello di controlli, a livello di prevenzione, a livello di formazione fin dai ragazzi, così come si impara a scuola a leggere e a scrivere, bisogna imparare anche una nuova cultura dell'affettività. Io credo che questo sia fondamentale. Poi tutti quanti dobbiamo avere la consapevolezza che investire sulle donne, sul lavoro delle donne, sulle retribuzioni economiche, significa investire sulla libertà delle donne, ma significa investire sulla nostra società. Del resto molte classifiche ci dicono che noi potremo avere nuovi livelli di crescita solo se saranno di più le donne a lavorare e se saranno di più le donne emancipate. E l'emancipazione porta anche alla possibilità di avere una società migliore per tutti. Senatore, mi sposto a Venezia perché oggi la CGIL ha lanciato un allarme, una denuncia shock sul caporalato e dice, insomma, lavoratori trattati come schiavi nella nostra terra. Sì, fa bene la CGIL a fare questa denuncia e grazie alla CGIL e poi agli interventi della Guardia di Finanza si è potuto scoprire quello che succede anche nella nostra regione. E anche nella nostra regione dobbiamo dire che quella del caporalato è una piaga ben radicata e ben presente. Bisogna fare molto di più. Gli strumenti legislativi anche ci sono, alcuni furono adottati già anni fa dai governi di centrosinistra, altri obiettivi sono stati indicati nel PNRR. Bisogna contrastare questo sfruttamento vero e proprio, bisogna contrastare questa forma di criminalità, investire su rifugi e dimore che possano essere sicure, fare i controlli, aumentare il numero degli ispettori che controllano, perché ovunque si possono annidare situazioni di questo genere che portano con sé sofferenza, ingiustizie, casi drammatici come quello che abbiamo visto a Latina e un impoverimento complessivo della nostra società, della nostra economia, anche del settore produttivo dell'agricoltura. Prima di lasciarla, perché so che hai minuti contati, le volevo chiedere, perché ieri c'è stato il punto della situazione un po' in tutte le ULSS, il punto sulle liste di attesa e insomma abbiamo sentito non tutti erano d'accordo. A Padova abbiamo avuto un collegamento proprio che insomma non si trovava d'accordo con il punto fatto dall'ULSS padovana. Situazione difficile questa delle liste d'attesa. Sì, direi di sì, ci sono voluti dei mesi, forse anche di più, di nostre continue battaglie sul tema della sanità, delle liste di attesa, perché si prendesse coscienza a livello nazionale e anche a livello regionale di quanto questo sia un problema per i cittadini, perché se non puoi accedere alle cure o se devi aspettare dei mesi o degli anni, rischi di non poterti curare o ti devi indebitare per curarti rivolgendoti al privato. Ora la risposta che viene data mi sembra del tutto parziale, bisognerebbe chiedere ai cittadini se qualcosa è migliorato e vi assicuro che io incontro molto spesso in tante iniziative, dibattiti, momenti di confronto con i cittadini e questa percezione non c'è, anzi questo è un tema che viene lamentato sempre. Mi pare anche che il modo in cui abbia voluto la Regione Veneto e le varie aziende raccontare quello che sta succedendo in realtà non tiene conto del fatto che non vengono computati quei cittadini che fanno una richiesta e si dice verranno richiamati. In questo senso non vengono computati tra quelli che non hanno ottenuto una visita e c'è una differenza tra quelle che sono le prescrizioni fatte dai medici e quelle che sono quelle realmente erogate. Quindi penso che più che conferenze stampa bisognerebbe che si lavorasse di più per aumentare il numero dei medici, il numero degli infermieri e per una programmazione che possa consentire
ai cittadini di avere delle prestazioni in tempi molto molto rapidi. Questo dovrebbe essere il vero impegno e purtroppo siamo molto in ritardo, purtroppo gli investimenti a favore della sanità stanno diminuendo a livello nazionale, quando invece ci vorrebbe un grande piano per delle assunzioni e un grande piano per abbattere le liste d'attesa. Ecco, senatore, si diceva c'è una mancanza di programmazione e sicuramente anche una mancanza cronica proprio di medici. Sì, c'è una mancanza di medici, però la programmazione che ha fatto la Regione Veneto è evidentemente una programmazione che non ha centrato degli obiettivi. Oggi si dice che si assumono nuovi medici anche se si fa molto fatica, ma noi scontiamo un ritardo pregresso grandissimo. Se poi si pensa di poter erogare maggiori prestazioni sottoponendo i medici, i professionisti della sanità dei turni massacranti per aumentare il numero delle visite che si fanno, si rischia che molti professionisti se ne vadano nel privato, vadano in pensione appena possibile, e questo determina quella che io definisco una surrettizia privatizzazione della sanità, e che è una cosa assolutamente inaccettabile, soprattutto in una regione come la nostra, in cui la sanità ha una storia molto importante e che deve essere assolutamente mantenuta. Senatore, io la ringrazio davvero. Grazie a voi. Grazie. Buon lavoro, grazie. Buon lavoro, grazie. Noi, non so se abbiamo già in collegamento, andiamo a Bassano, lo vedo, eccolo qui, il nostro Mirko Cavallin, per parlare di plateatici e caos plateatici. Mirko, buongiorno. Buongiorno Daniela, bentrovati ai telespettatori di Antenna 3. Con me c'è Jacopo Palasgo, uno degli esercenti dei circa 15 locali che si affacciano sulle 3 piazze del centro di Bassano. I plateatici ci sono, soprattutto dopo il Covid, poi si sono ampliati. Cosa è successo? Qual è lo spunto? Ieri è passata anche per Bassano la Ferrari Cavalcade con 125 motori rombanti del cavallino rampante. Il Comune ha emesso un'ordinanza di eliminazione temporanea dei plateatici per tutta la durata della manifestazione. Partiamo da questo spunto, Jacopo, però per fare anche una proposta. Sì, allora nella fattispecie avevamo 2 auto qui davanti alla nostra attività commerciale. Noi siamo un'attività commerciale che lavora molto all'esterno e principalmente svolge proprio lavoro all'esterno, e siamo strutturati a livello di personale per seguire i clienti che sono seduti nel plateatico. Nel momento in cui ci viene tolto questo tipo di extra, il personale è in esubero, non serve più, e quindi abbiamo dovuto tenere chiuso e mandare a casa il personale. Però non vorrei soffermarmi sull'episodio in sé, ma piuttosto in prospettiva del futuro. Quindi quello che proponiamo da sempre è più dialogo fra amministrazione e attività commerciali. E noi siamo sempre disponibili ad aprire un tavolo, perché un grande evento come quello di ieri potesse diventare un super evento grazie anche all'aiuto nostro degli altri commercianti. Bassano è comunque una città attrattiva, perché anche oggi, giorno di mercato, ci sono un sacco di turisti e i locali pubblici svolgono letteralmente un servizio pubblico. Sì, noi serviamo un servizio alla clientela, ma al pubblico tutto, ai turisti, dove diamo servizi igienici, di prima necessità, di sicurezza, di supporto. Quindi siamo un punto importante nella scelta dei turisti per le loro destinazioni. Ci tenevo a precisare che il 68%, è stato stimato quest'anno che il 68% del turismo è enogastronomico, quindi vuol dire che chi viene in Italia viene principalmente con l'idea di frequentare ristoranti, bar, eccetera, e assaggiare, a chi affidarsi. Ecco. Se verranno a Bassano saranno nella top 10 italiana della ristorazione e dei servizi. Nelle prossime ore il neo sindaco Nicola Finco annuncerà la giunta comunale, quindi si aprirà anche formalmente un dialogo. Sì, volentieri, ascolteremo cosa ha a dirci. Noi siamo sempre disponibili a sederci a un tavolo per rendere grande Bassano e competitiva con le altre città del Veneto. L'ultima domanda, Jacopo, è sulle prospettive e su come sta andando questa stagione, che insomma oggi c'è il sole splendente, aria fresca, speriamo che l'estate arrivi davvero. Come sta andando? Sta cominciando adesso ad arrivare un po' di turismo straniero, come dicevo prima anche i dati sono confortanti.
c'è un problema di inflazione e di prezzi alti in tutta Europa, lo sappiamo, è dall'anno scorso che c'è questo tipo di problematica e i turisti li vediamo che sono più resti alle spese folli del passato magari. Però siamo ottimisti e crediamo che sarà una buona stagione. E allora l'auguriamo a te e agli altri tuoi colleghi imprenditori. Con Alessandro Costacurta, Daniela, ti restituiamo la linea. Grazie davvero a Mirko. Noi adesso ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torneremo con la cronaca ma anche con altri collegamenti. Rieccoci nuovamente in studio, ora parliamo di sicurezza e di estate, lo facciamo a Vicenza perché il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza è riunito in prefettura a Vicenza per predisporre i piani di sicurezza per l'estate. Ce ne parla la nostra Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina, che hanno sentito il sindaco Giacomo Possamai. Comitato Ordine e Sicurezza che si è riunito qui in prefettura con i vertici delle forze dell'ordine e il sindaco Giacomo Possamai per valutare quali misure mettere in campo per la sicurezza estiva, sia in termini di prevenzione degli eventuali furti in abitazione che soprattutto nel periodo estivo possono verificarsi, sia per i controlli soprattutto serali per quanto riguarda la movida e gli eventi estivi. Su questo abbiamo sentito proprio il sindaco Giacomo Possamai. Il prefetto di Vicenza, in coordinamento con le forze dell'ordine all'interno del Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, sta predisponendo il piano per l'estate per intensificare i controlli in collaborazione chiaramente anche con la Polizia Locale del Comune di Vicenza e con le altre realtà amministrative della provincia, perché durante l'estate ci sono alcune attività che vengono intensificate, ad esempio relative alla movida e quindi al disturbo della quiete pubblica la sera o peggio in alcuni casi con la presenza delle baby gang nei centri storici e quindi di veri e propri reati. È cruciale questa attività di prevenzione, di verifica e di controllo. L'abbiamo visto nei giorni scorsi con il provvedimento del questore Dario Sallustio che ha portato alla chiusura definitiva del bar Las Vegas, un bar che per tantissimi anni, anzi possiamo dire ha causato grandissimi problemi nella zona di via Lanza. Dopo 3 chiusure temporanee il questore, grazie alla norma prevista dall'articolo 100, ha potuto prevedere la revoca della licenza. Questo grazie a una grande attività di indagine, di presenza sul territorio da parte delle forze dell'ordine coadiuvate dalla polizia locale. Ecco, questa presenza è necessaria ancora di più durante la fase estiva ed è questo lo spirito con il quale il Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, presieduto dal prefetto, ha ritenuto di organizzare le attività della prossima estate. Ora andiamo invece a Venezia, esattamente al porto dove c'era il vice ministro Rixi, con lui c'era la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, a te la linea, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Vi voglio far subito vedere che sono iniziati proprio l'avvio poco fa alla presenza del vice ministro Rixi i lavori per la realizzazione del primo stralcio del progetto del terminal container Monte Sindial a servizio del porto di Venezia, del sistema manifatturiero e produttivo proprio della regione, ma in generale anche del nord-est. Una giornata storica per Porto Marghera ma anche per la portualità della nostra regione, per un'opera di 189 milioni di euro. In realtà la consegna di queste aree è avvenuta lo scorso marzo da parte dell'autorità di sistema portuale alla cordata di imprese e oggi c'è stato proprio l'avvio dei lavori. La cerimonia di inaugurazione alla presenza oltre appunto del vice ministro Rixi e anche del presidente dell'autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio, l'assessore alle attività produttive Roberto Marcato e anche il presidente della municipalità di Marghera Marolo, è avvenuta poco fa con il taglio del nastro, la consueta benedizione. Un'opera importante, questo è il primo di 3 stralci, il secondo invece prevede una piattaforma, la realizzazione di una piattaforma intermodale dotata di un doppio fascio ferroviario che collegherà l'infrastruttura alla rete ferroviaria nazionale e poi alla fine
Infine un ultimo e terzo stralcio che comprende zone di stoccaggio dei container, viabilità e anche impiantistica del servizio. Dunque è davvero una giornata importante, una giornata storica. Il viceministro Rixi poco fa anche ai nostri microfoni ha detto che questi sono atti concreti con stanziamento anche di fondi come quello appunto per questa realizzazione, e che in campo ci sono molti altri progetti pronti ad essere realizzati. Dunque questa per il porto di Venezia è una giornata importante. Ricordo però che c'è anche lo sciopero, anche qui sciopero a livello nazionale ma che riguarda anche i lavoratori di Porto Marghera, e qui iniziato oggi per la durata di 2 giorni per chiedere il rinnovo del contratto nazionale. Dunque se da una parte c'è l'inaugurazione di questi lavori, dall'altra ci sono i lavoratori che stanno scioperando qui come nel resto del paese. Se non ci sono domande dallo studio, io qui da Porto Marghera restituisco la linea. Grazie davvero a Ilaria Marchiori. Noi continuiamo a parlare di sanità perché l'abbiamo detto prima, c'è stato un po' il punto della situazione in varie province. Sentiamo com'è andata in quella di Treviso, esemplare nella riduzione, ci dice il direttore generale delle liste d'attesa, recuperato l'87%, ma la sfida cresce con le nuove prescrizioni. Qual è la situazione liste d'attesa nella Marca? La situazione di lista d'attesa nella Marca per quanto riguarda i galleggiamenti pregressi è stato fatto un ottimo lavoro. Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, i collaboratori che lavorano, i CUP manager, cioè voglio dire è stato fatto un abbattimento del quasi l'87%, quindi devo dire che il risultato si vede e abbiamo questa grande soddisfazione. È chiaro che dovremo lavorare perché abbiamo un aumento del 17% delle richieste da parte ovviamente delle visite specialistiche, che significa per noi 561.000 visite in più nell'arco dell'anno 2024. L'ASL 2 Marca Trevigiana è prima in Veneto per la riduzione delle liste d'attesa, con una diminuzione dell'87% per le visite programmabili e del 94% per quelle differibili. Un risultato notevole specialmente considerando la carenza di circa 150 medici. Nonostante il successo, l'ASL 2 si confronta con un incremento del 17% nelle nuove prescrizioni nei primi 5 mesi del 2024, un trend che potrebbe portare a oltre 561.000 visite aggiuntive in un anno. Numeri incoraggianti per molti aspetti che però hanno anche un rovescio della medaglia. Negli ultimi mesi del 2024 le prestazioni galleggianti hanno rallentato la loro discesa a causa dell'aumento delle nuove prescrizioni. Comunque, nonostante questo, grazie alle azioni che sono state messe in opera, noi abbiamo registrato un grande miglioramento perché riusciamo a tenere il passo delle prestazioni che entrano ogni giorno, ogni settimana, e riusciamo anche ad affrontare il cumulo delle prestazioni che avevamo in arretrato. La sfida è ora quella di bilanciare l'efficienza raggiunta nell'abbattimento delle liste d'attesa con la gestione dell'aumento delle richieste per garantire la sostenibilità a lungo termine del sistema sanitario trevigiano. Quindi la nostra organizzazione, i nostri medici, i nostri infermieri devono affrontare queste prestazioni in più che vengono prenotate e anche erogare tutte le prestazioni che erano già in arretrato. Ed ora invece andiamo a vedere com'è la situazione delle liste d'attesa nell'ULSS 4 veneziana. Nell'ultimo anno abbattute le liste d'attesa anche nella ULSS 4 del Veneto orientale in tutte le discipline, così dalla stessa azienda ospedaliera. Che è passato da circa 22.000 prestazioni, quali avevamo in lista nel marzo del 2023, alle 5.500 odierne. Questo abbattimento ha riguardato tutte le discipline in modo omogeneo ed è stato guidato dalla cabina di regia regionale, che ha visto la partecipazione della nostra CUP manager e ha permesso di scomporre un problema così complesso come quello delle liste d'attesa in tutta una serie di azioni progressive e graduali che hanno investito tutti gli ambiti del fenomeno liste d'attesa.
criticità tuttora presenti invece per dermatologia e oculistica. Il perché è così spiegato. Le quali noi facciamo fatica a trovare gli specialisti e quindi insomma quelle sono più difficili, ecco, da aggredire dal punto di vista dell'attesa. Lasciamo la sanità e parliamo di cronaca. A Belluno, la squadra mobile di Belluno ha arrestato un 27enne e un 24enne, uno dei quali titolare di un bar la cui licenza è stata sospesa nell'ambito di un'inchiesta per spaccio di droga. 5 le persone indagate dalla procura bellunese, che ha disposto il divieto di dimora nel bellunese per i 2 indagati. Nell'estate del 2023 la polizia aveva accertato che il gestore dell'esercizio commerciale denominato Bar Loreto di Belluno avrebbe spacciato droga favorendone l'uso. L'uomo, approfittando della sua professione di barman, si sarebbe dedicato alla vendita di cocaina, hashish e marijuana a vari avventori del locale. Questa dunque la notizia di cronaca, e andiamo a Padova per parlare di truffa, del falso incidente. Restituiti dalla Polizia di Stato 50.000 euro di preziosi a 2 vittime padovane, per entrambe la gioia di aver recuperato oggetti dall'inestimabile valore affettivo. La soddisfazione non solo di vedere bloccati i 2 truffatori, ma anche di poter riavere tutto il maltolto. 2 signore padovane, vittime della truffa del falso incidente, hanno ricevuto dai poliziotti tutti i gioielli che erano stati loro sottratti dai malfattori. Un 23enne e un 18enne, entrambi campani, fermati in stazione a Roma mentre in treno facevano ritorno a casa. Le 2 truffe sono state commesse a Padova il 13 maggio e l'11 giugno scorsi. Nel primo caso ad essere truffata era stata una 87enne padovana, a cui il 23enne aveva portato via anelli, bracciali e collanine d'oro. Il giovane si era presentato come un sedicente maresciallo dei carabinieri che doveva riscuotere una somma di 9.000 euro per risarcire i danni che la nipote della donna aveva provocato in seguito ad un incidente. Il 23enne, approfittando dell'agitazione dell'anziana, aveva rubato anche il bancomat prelevando somme di denaro, una mossa che però aveva consentito ai poliziotti della squadra mobile Euganea di risalire a lui e di bloccarlo con 1.000 euro appena prelevati. La seconda vittima invece è una 60enne dell'Arcella, a cui il 18enne campano aveva portato via 40.000 euro di gioielli. Il ragazzo, individuato grazie alle telecamere di sorveglianza della zona in cui vive la 60enne, è stato anche lui bloccato dalla polizia ferroviaria a Roma. Dopo aver recuperato tutta l'area furtiva, finalmente i poliziotti hanno riconsegnato alle vittime i loro averi, preziosi non solo per il loro valore economico, ma soprattutto per quello affettivo. Ed ora parliamo invece delle Olimpiadi 2026. Il ministro Salvini ha fatto il punto in Cadore, ce ne parla immediatamente perché la vedo nel nostro schermo, la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Daniela, a te studio e ai telespettatori che ci seguono da casa. Sì, oggi è stata una mattinata davvero grande, impegnativa, super impegnativa per il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che di prima mattina è salito a Cortina per il sopralluogo, innanzitutto a Ronco, alla pista da bob, dove in questi giorni si sono iniziate le prove di refrigerazione di un tratto, si chiama mock-up, ed è una prova, diciamo così, generale. Subito dopo il ministro si è spostato allo stadio del Ghiaccio di Cortina, perché anche lì sono in corso i lavori per l'adeguamento della struttura, e poi il percorso lungo la 51 di Alemagna per il sopralluogo dei cantieri a partire da quello di San Vito di Cadore, poi Valle e Tai di Cadore, dove noi lo abbiamo aspettato. Alle nostre spalle vedete, questo è la parte, l'ingresso del cantiere di Tai, che è l'opera fra le 3 più imponente anche dal punto di vista economico. L'investimento è di quasi 110 milioni di euro su un totale di 250 milioni di euro. I lavori stanno procedendo compatibilmente anche con l'emergenza del maltempo, che per 3 mesi ha messo a dura prova le maestranze
Qui lavorano davvero centinaia di lavoratori, di dipendenti delle ditte, delle imprese che si sono aggiudicate gli appalti e anche i subappaltatori. Abbiamo fermato il ministro all'uscita del sopralluogo all'imbocco della galleria nella zona ovest. Questa particolare opera bypasserà Tai di Cadore e quindi darà un po' di respiro a questa parte del comune di Pieve che è oberata dal traffico anche pesante. Vi lasciamo all'intervista che il ministro ci ha concesso prima di risalire in macchina e raggiungere Venezia per poi proseguire per Roma. Vi lasciamo a Matteo Salvini, la linea poi può tornare allo studio. Ho visto degli operai al lavoro, dopo, mi diceva il sindaco, 50 anni di attesa qua nelle varianti in Cadore. Stiamo rispettando i tempi previsti, anzi contiamo di finire in anticipo. Le Olimpiadi sono un grande stimolo per recuperare il tempo perduto. Ci saranno miliardi di persone nel mondo che guarderanno al Cadore, a Cortina, al Veneto, all'Italia, alle Dolomiti e alle Alpi, quindi sono contento da Ministro delle Infrastrutture che tutto stia procedendo dal bob a Cortina al palaghiaccio alle varianti, tutto nei tempi previsti nonostante i gufi. Vi ricorderete che fino a qualche mese fa c'era gente che diceva non ce la faranno mai, andiamo a fare il bob in Svizzera, in Francia, in Austria, altrove. Le Olimpiadi sono Milano-Cortina, quindi conto che per il territorio sia un grande passo in avanti e da segretario della Lega, visto che le abbiamo fortemente volute noi, servono per accelerare tutte infrastrutture come queste che altrimenti avrebbero aspettato non so quanto tempo. Diciamo che le varianti sono già belle che in ritardo, perché queste erano opere attese dai mondiali del 2021 addirittura. Sì, no, ma mi parlava il sindaco, negli anni 70 si parlava delle varianti, quindi diciamo che se ci arriviamo come nostro obiettivo, come mio obiettivo, dicembre 25, vuol dire che cambia la vita di questi paesi. Ho parlato con i sindaci, ovviamente togli traffico, togli inquinamento. Bisognerà che i sindaci con le comunità lavorino per tenere vivo il centro dal punto di vista commerciale, culturale, però ci sono tante iniziative col territorio che stiamo portando avanti. A proposito dei sindaci, so che le hanno consegnato un dossier per il villaggio a Borca di Cadore, si parla di residenzialità, ci sarà la possibilità di dare interesse, di prendere in considerazione queste istanze? Studio come studio i problemi della Gordina, visto che ci sono tanti insediamenti produttivi. Diciamo che al Ministero oggi pomeriggio mi porto a Roma un dossier che per il Cadore e il Bellunese ha tante prospettive, però oggi fatemi dire grazie alle imprese, agli operai e ai lavoratori, perché quello che sembrava impossibile fino a qualche mese fa adesso è oggettivamente reale e si tocca con mano. Ed andiamo a Treviso perché ad un mese dall'insediamento del nuovo amministratore delegato di Benetton Claudio Sforza, la proposta nell'incontro tra delegati aziendali e rappresentanze sindacali di applicare ai lavoratori contratti di solidarietà fino al 40%, il no dei sindacati. Noi siamo molto fiduciosi che l'azienda continui nella sua operatività e che continui nel suo lavoro. Non c'è timore quindi? Ma guardi, timore c'è sempre. Non sappiamo ancora nulla, quando sapremo qualcosa. Timori? Sono sereno, dopo sì, siamo sereni. Tra chi è fiducioso, chi preferisce non commentare, chi invece qualche timore ce l'ha. È questo il clima che si respira fuori dagli stabilimenti Benetton a Ponzano, dopo la proposta presentata dal gruppo di applicare contratti di solidarietà al 40% per 6 mesi prorogabili, il no deciso di tutte le sigle sindacali. Abbiamo rimandato al mittente questa proposta e da parte dell'azienda c'è stato, come dire, una promessa di revisione rispetto a quello che ci è stato portato ieri. Nonostante le difficoltà non ci saranno licenziamenti, ma dovendo correlare le risorse umane all'attuale volume d'affari verranno utilizzati gli ammortizzatori sociali. Ad annunciarlo circa un mese fa, poco dopo il suo insediamento, anche con un post sul suo profilo LinkedIn, il nuovo AD di Benetton Claudio Sforza. Sacrificio che i sindacati non sono disposti ad accettare. Un 40% in questo momento vuol dire
far pesare ancora di più la crisi alle famiglie che già hanno grosse difficoltà. A parte gli operai, diciamo che il sacrificio cade soprattutto nella parte impiegatizia, stiamo parlando di oltre 1000 persone, tra Ponzano e Castrette. La proposta va considerata come un'azione a tutela dei posti di lavoro, precisano fonti interne all'azienda e le agenzie di stampa. Questo per evitare licenziamenti. Il no dei sindacati alla proposta ha fatto risolvere l'incontro in un nulla di fatto. Le nostre preoccupazioni sono di due tipi. Il primo, l'ammontare dei disagi e quindi la salvaguardia dell'aspetto salariale dei lavoratori. Ma quello più grande riguarda il futuro di Benetton, perché il sogno di tutti i lavoratori che ormai da oltre 10 anni vedono i bilanci in difficoltà è quello di ritornare ad essere un'azienda performante. Noi sostanzialmente chiediamo all'azienda di ridurre la percentuale di solidarietà, che significa ridurre il disagio ai lavoratori e, come dire, aiutare a colmare il gap tra la differenza del salario rispetto all'incidenza della solidarietà e quindi integrare magari la retribuzione al 100%. Decisioni e trattative dunque rimandate al prossimo incontro il 15 luglio, con le sigle sindacali che chiedono venga anche presentato un piano industriale per capire quali saranno i progetti per il futuro dell'azienda. È tutto momentaneamente rimandato a lunedì, lo aspettiamo fiduciosi e abbiamo fiducia un po' in tutta la famiglia che comunque non è assente e siamo aperti alla discussione. Ed ora andiamo a Mestre, ci colleghiamo perché lo vedo sullo schermo con il nostro Lucio Zanato per parlare di caporalato con la denuncia shock della CGIL. A te la linea, Lucio. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo a Mestre perché la CGIL del Veneto ha denunciato questo caso di caporalato che vede di scena, diciamo così, le aree, diciamolo pure, del Prosecco, del Radicchio della provincia di Treviso. La storia è molto semplice per certi versi. Sono 57 gli indiani che attraverso una falla, potremmo definire, tra la legge Bossi-Fini e i permessi di soggiorno su chiamata, sono arrivati in Italia, chiamati da aziende fittizie che in realtà non esistevano e sono proprio per questo diventati subito dei clandestini. Entrati all'interno dei giri illegali, sono stati sostanzialmente agganciati da un caporale pakistano che attraverso i social network reclutava queste persone promettendo i permessi di soggiorno, praticamente tutto l'iter burocratico per poi ricominciare una vita in Italia. Va detto che queste persone per arrivare qui hanno speso anche 10.000 euro, quindi hanno venduto casa, hanno venduto terreni, hanno venduto quello che avevano, si sono anche indebitati con parenti all'interno della loro comunità indiana. Una volta arrivati qua non hanno più trovato nessuno, sono rimasti assolutamente in balia di se stessi e attraverso questo caporale sono arrivati nella Marca Trevigiana. Lì sono rimasti stipati per mesi all'interno di una casa, stavano in 50 all'interno di questa casa, poi questa sera vi faremo vedere le immagini, a Negrisa di Ponte di Piave e lavoravano scaricati nei campi, soprattutto per quanto riguarda la raccolta delle uve ma anche la raccolta di ortaggi nei campi diciamo così della bassa Marca Trevigiana. Lì facevano anche 12 ore di più addirittura, ci sono dati per cui non so, arrivavano alle 5 del mattino e venivano ripresi intorno alle 9 di sera, questo perché il caporale con 3 suoi gregari, tutti quanti pakistani, potevano evitare naturalmente i controlli delle forze dell'ordine. Tutto questo perché è stato scoperto, perché questi indiani erano in contatto con dei loro colleghi a Latina e questi colleghi sostanzialmente li hanno messi in contatto con la responsabile della CGIL di Latina che fa sindacato su strada ed è la stessa di Salman Sikh, ovvero il caso del pakistano che è stato scaricato davanti a casa dopo che lavorando su un'azienda agricola una macchina gli ha amputato un braccio e gli ha spezzato le gambe. Purtroppo ovviamente il lavoratore è morto, ma questo ha scoperchiato un caso incredibile di disumanità e anche in questo caso c'è la disumanità. Pensate che ci ha fatto vedere delle immagini in cui uno di questi lavoratori lavorando sui campi della Marca è stato morso da un serpente e nessuno ha provveduto a portarlo al pronto soccorso, anzi gli hanno detto di arrangiarsi e che se avesse continuato a stare male, quindi non riuscisse, cioè non fosse rimasto produttivo, l'avrebbero cacciato fuori da quella casa a Negrisia di Ponte di Piave. Insomma una situazione
situazione davvero difficile nella quale a un certo punto quando stavano per intervenire proprio i sindacalisti hanno cominciato a mettersi in moto. Questo naturalmente ha insospettito il caporale, che con circa 350.000 euro è sparito dalla circolazione insieme ai suoi 3 gregari, lasciando questi indiani in balia di se stessi, che adesso invece sono stati presi in parte in carico da un progetto che è Navigare della Regione del Veneto con una serie di associazioni, ma contemporaneamente molti altri invece sono dispersi per l'Italia e il sindacato sta cercando di recuperarli proprio perché c'è una testimonianza da portare avanti. Le aziende, perché bisogna dire che in tutto questo sono coinvolte anche le aziende, cioè gli imprenditori trevigiani. Questi al momento non sono stati denunciati, nel senso che in questo momento ci sono indagini in corso per cui non sono stati forniti i nomi dal sindacato, ma il sindacato ha nomi e cognomi che ha già fornito alla magistratura, che nei prossimi giorni riceverà l'esposto preparato e di conseguenza naturalmente ci saranno ovviamente le imputazioni e chi ha sbagliato alla fine pagherà. Questo per quanto riguarda la storia di caporalato che è stato raccontato oggi a Mestre, ma che coinvolge la Marca Trevigiana. A te la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato. Noi ci spostiamo perché continuiamo a parlare di cronache, continuiamo a parlare del delitto di Treviso con il nostro Christian Arboit, che si trova proprio nel luogo dove è stato trovato il corpo della donna. Daniela, sarò velocissimo, ti mostro la zona che tu ben conosci perché eri qui ieri sera, ma adesso la vediamo appunto con la luce del giorno, la luce del sole. Allora, con ogni probabilità quello che sta inquadrando ora Nicoletta Rizzetto è il cespuglio dove è stata recuperata la bicicletta della donna, recuperata da un carabiniere che ha visto appunto nel corso delle ricerche il cavalletto della bici spuntare. Una volta vista la bicicletta, chiaramente le ricerche si sono concentrate qui. Come vedi, parliamo di una zona particolarmente degradata, materassi a terra, che sono qui mi sa da mesi se non anni. Probabilmente, con ogni probabilità, il corpo della donna, il corpo di Vincenza si trovava dietro questa parete. Dietro questa parete c'è un casolare. Questa officina dismessa da anni se non da decenni. La donna quindi si trovava qui a pochi metri di distanza oltre questo muro di mattoni. Vincenza è stata ritrovata lì, riversa, con 2 denti, uno sulla mandibola, l'altro fatale sotto il collo. Quindi, come vedi, parliamo di una zona molto degradata. Poi ti do anche il senso delle lunghezze. Siamo a 200 metri più o meno in linea d'aria rispetto all'abitazione, alla casa di Vincenza, dove Vincenza viveva con il marito e la figlia, e siamo più o meno a 2 minuti di macchina, 1,5 chilometri, 2 chilometri dal bar Trattoria, dove è stata vista martedì sera alle 18:15 la testimonianza preziosissima di Marica e del papà Vittorio, titolari del bar Trattoria, che vi abbiamo appunto fatto sentire rigorosamente in diretta. Quindi Nicoletta Rizzetto, Daniela, continua a mostrarvi queste immagini. Dietro ci sono degli uomini al lavoro, ci sono i carabinieri, c'è la scientifica al lavoro, ma chiaramente non possiamo oltrepassare per il momento questo cancello. Quindi questo è il luogo del delitto, questo è il luogo dove è stata recuperata Vincenza, a poche centinaia di metri da casa. Il marito per il momento non parla, non sta parlando, non rilascia dichiarazioni. Ti ricordo soltanto, Daniela, che c'è un fascicolo per omicidio volontario aperto in procura attualmente contro ignoti. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia sul corpo della povera Vincenza. Da via Maleviste, siamo tra Preganziol, Zero Branco e Treviso, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea.
Grazie davvero a Christian Arboit e Nicoletta Rizzetto che hanno insieme ripercorso proprio il tragitto fatto dalla povera Vincenza fino purtroppo al luogo dove poi è stata trovata morta con 2 fendenti al collo. Ovviamente di questo ne parleremo nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 con il Veneto e ovviamente alle 19:30 nell'edizione di Treviso. Siamo arrivati davvero al termine. Io ringrazio davvero Alberto Pivetta e Francesca Pezzo per averci seguito fin qua, i 2 registi che ci hanno seguito, e ringrazio voi. Vi dico che fra pochi minuti ci sarà il meteo e subito dopo il tradizionale film di cui insomma siete abituati, e a me non rimane dunque che salutarvi e darvi appuntamento per domani, comunque la prima edizione. Grazie, arrivederci.